sono iniziati i lanci della Vespa Samurai, l'antagonista della cimice asiatica, il parassita che sta creando non pochi problemi alla frutticoltura emiliano-romagnola. Qua ci troviamo in territorio modenese, tra i primi lanci che sono stati effettuati appunto in questa località, e sono in compagnia di Luca Casoli, che è il direttore del consorzio fitosanitario di Modena e Reggio. Ce ne siamo occupati altre volte nel corso della trasmissione, ma adesso siamo entrati nella operatività. Una vespa che nell'immaginario collettivo potrebbe sembrare un insetto molto grande e pericoloso, in realtà è molto minuscolo, direttore. Proprio, sì, partiamo proprio da questo aspetto. Il nome Vespa Samurai deriva da una semplice traduzione letterale, si tratta di un imenottero, un parassitoide, e in qualità di parassitoide è una specie in grado di controllare e di darci un valido supporto nel controllo della cimice asiatica in funzione della modalità riproduttive, cioè questa vespa va a deporre uova all'interno delle uova di cimice asiatica, per cui dopo 10-11 giorni dalla deposizione si ha la fuoriuscita di un nuovo adulto di Vespa Samurai. Questo adulto è una specie, è un individuo che si nutrirà solo ed esclusivamente di nettare e polline, quindi assolutamente innocuo per api, assolutamente innocuo per l'uomo e per altre specie di insetti utili. Altrettanto importante è considerare che questa è una specie che non dà origine a sciami, aggregazioni particolari e tutto il resto, per cui diciamo che per quanto riguarda il suo arrivo nel nostro territorio, l'introduzione, il rilascio nel nostro territorio, passerà quantomeno diciamo per la comunità assolutamente inosservata. Speriamo invece in quello che è un apporto significativo dal punto di vista del controllo delle popolazioni di cimice asiatiche, esattamente come avviene nei luoghi d'origine di questa specie che, come dicevamo prima, sta recando notevoli danni un po' su tutte le colture del nostro territorio. Allora, direttore, abbiamo tranquillizzato gli amici telespettatori che abbiamo detto che non è quindi così invasiva nei confronti dell'uomo. Noi in questo momento non ci troviamo in un pereto, ma siamo in un ambiente naturalizzato. C'è un motivo, poi vediamo che qua ci sono appunto i campioni e gli esemplari che vanno lanciati. Innanzitutto, quanti sono questi? È stata individuata una rete di lancio con una maglia modulata in funzione di quello che è il contesto culturale di del territorio. Nella provincia di Modena si è andati su di una maglia di 5x5 km, sono stati scelti dei siti nei quali non vi è alcun disturbo dal punto di vista di impiego di, ad esempio, insetticidi dedicati alla difesa. È importante questo concetto. Cimice asiatica è una specie che dobbiamo definire, che possiamo definire di territorio, una specie quindi non infeudata e legata solo alle colture alle quali reca danno, bensì una specie che si alimenta, si nutre, si moltiplica anche su specie spontanee e autoctone. Conseguentemente si è trattato di fare un'operazione che vede la trasformazione, il passaggio da quello che potrebbe sembrare una criticità, quindi tutto un ambiente esterno con piante spontanee nella quale cimice asiatica può riprodursi, trasformare questa criticità in una vera e propria opportunità, cioè vale a dire trasformare questi punti in luoghi di moltiplicazione indisturbata dei parassitoidi a carico di cimice asiatica, andando a ridurre quelle che sono le popolazioni e quindi il conseguente carico continuo verso i coltivi. Direttore, ci fa vedere un lancio, poi magari ci spiega un po' cosa succederà una volta lanciate questi parassiti, come agiranno e quali sono anche i tempi in cui potremo vedere i primi effetti. Sì, allora dal punto di vista di questo intervento, un intervento che ha richiesto una notevole attenzione in funzione della necessità di sincronizzare quello che è la presenza di uova di cimice asiatica. Ricordiamo, siamo al culmine della presenza della deposizione di uova di individui derivanti dallo svernamento, quindi cimici che dall'anno scorso hanno svernato, sono uscite dallo svernamento, si sono accoppiate e attualmente stanno deponendo. Quindi abbiamo dovuto sincronizzare quelli che sono gli allevamenti e la produzione appunto di individui adulti di Trissolcus rispetto a quello che è la presenza di campo. Ora questi individui sono ormai sfarfallati da circa
circa una settimana, sono già accoppiati, pronti, quindi sono pronti per deporre. Questo è un nucleo formato da indicativamente 100 femmine più alcuni maschi qualora mancassero alcuni accoppiamenti. A questo punto, nel momento in cui andiamo a rilasciare, tra l'altro si vede qui nella copertura la presenza di un pochettino di miele che serve. È la loro alimentazione. Sì, noi sostituiamo il nettare e il polline con un pochettino di miele che è servito per questa settimana di laboratorio. Ora andiamo semplicemente a sganciare e aprire le provette. Come vedete, gli individui sono estremamente attivi, escono rapidamente. Da questo momento inizia un'attiva ricerca. La specie è estremamente efficace sia nella ricerca, quindi nell'individuazione di uova di rincoti pentatomidi, quindi stiamo parlando di cimici con una particolare predilezione per aliomorfa, quindi per cimice asiatica, e estremamente efficienti nel livello di parassitizzazione, cioè una volta individuata un'ovatura rispetto ad altri parassitoidi, questa specie particolarmente evocata, specializzata su cimice asiatica, parassitizza completamente le ovature presenti, che normalmente sono in numero di 28. Sì, come vedete stiamo parlando di insetti veramente minuscoli, 1 millimetro, 2 millimetri al massimo. Sì, ci teniamo a ribadire quello che è la caratteristica di questa specie, assolutamente, come dicevamo, innocua per specie utili per api e per l'uomo. Tra l'altro puntualizziamo che questa operazione di rilascio e quindi questo programma di lotta biologica è un programma assolutamente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero dell'Agricoltura, in funzione di un percorso formale molto articolato che ha visto a settembre un decreto specifico per la possibilità di importazione a fini di studio della specie. A seguito di questo si sono in laboratorio di quarantena andati ad effettuare una serie di approfondimenti su tutte quelle che possono essere specie potenzialmente interessate, appurando che questa è una specie decisamente dedicata ai rincoti pentatomidi e a cimice asiatica. Dopodiché è stato predisposto uno specifico dossier che è stato valutato positivamente e sottoposto nuovamente al Ministero dell'Ambiente, che proprio il 9 di giugno ha concesso questa autorizzazione. Direttore, un'ultima cosa, i primi effetti diciamo concreti passerà quanti mesi o quanti anni? Difficile una valutazione da questo punto di vista. Sappiamo che riportare un equilibrio in un vasto territorio può vedere e avere la necessità di alcuni anni. Abbiamo visto, come dicevo, già una risposta importante dell'ambiente, e probabilmente il fatto di avere una specie che non è legata solo ed esclusivamente alle coltivazioni, nelle quali naturalmente dovranno proseguire gli interventi di difesa, la gestione tramite mezzi fisici tipo le reti o altro, ma avere la possibilità di avere una specie che si moltiplica anche fuori di questo consente di avere delle aree indisturbate per la moltiplicazione. Ci attendiamo in qualche anno, naturalmente noi progressivamente andremo a seguire quello che è l'andamento della situazione, però ci attendiamo almeno qualche anno per avere un risultato significativo, anche se va detto che le condizioni nostre sono ben sovrapponibili a quelle delle aree di origine di cimice asiatica, dove i livelli di parassitizzazione di questa specie arrivano anche a un 70%, quindi sostanzialmente rendendo la specie una specie di territorio, ma non così impattante come è stato nel nostro. Occorreranno quindi alcuni anni affinché sia efficace questa lotta biologica. Ne parliamo anche con gli agricoltori per sentire la loro impressione. Sono in compagnia di Alberto Notari, vicepresidente di C Emilia Centro. Questa è l'azienda Le Querce, in prossimità di Modena, e dove sono stati effettuati dei lanci. Presidente, quindi alcuni anni, cosa si fa nel frattempo? Siamo oggi a un traguardo, al lancio del parassitoide, ma è il traguardo di una tappa di un percorso che sarà lungo almeno ancora un paio d'anni, perché la diffusione di questi lanci inoculativi, cioè lanci che immettono nel territorio una piccola quantità di insetti che andranno poi a riprodursi e moltiplicarsi autonomamente, appunto
perché questi lanci diventino efficaci sulla maggior parte delle cimici presenti nel territorio. Nel frattempo dobbiamo continuare a operare come abbiamo operato fino ad ora, tentando di contenere con reti monoblocco meccanicamente l'insetto e con la difesa integrata che ci è permessa per riuscire a preservare i frutti. Frutti che fra l'altro già in questo momento presentano le punture, i morsi di cimice della prima generazione svernante sulla quale andremo a appunto lanciare il parassitoide. Quindi è nata strana, quest'anno la stagione insomma probabilmente ha favorito la proliferazione, quindi già si avvertono i primi danni di questa cimice dalle varietà estive di pere nella fattispecie. Notiamo già appunto i primi segni, sapevamo che l'andamento sarebbe stato questo, cioè le cimici che sono andate a svernare, sono andate l'anno scorso in riposo lanciando il loro feromone aggregativo, facendo dei nuclei di aggregazione negli incolti, nelle case, nelle finestre, nei solai, nelle soffitte, stanno ripartendo, si stanno posizionando nella vegetazione, iniziando a nutrirsi e con questo loro ciclo stanno iniziando a fare danni sulla vegetazione. Ecco, riguardo agli aiuti, quindi erano stati messi a disposizione 80 milioni di euro a livello nazionale dal Ministero dell'Agricoltura. Da questo punto di vista stanno procedendo le pratiche, le procedure per ottenere questi aiuti, che tra l'altro sono condizionati da diversi parametri, il fatto di avere comunque avuto un 30% di danno sul pereto o sul frutteto, e poi insomma ci sono ovviamente c'è una prassi da seguire che gli agricoltori devono rispettare. Sì, un plauso alla Regione perché ha lavorato affinché si potesse lanciare questo insettino e tentare di aiutare l'ambiente nel riequilibrio di questo parassita della cimice asiatica che non è nostra, non è autoctona. Invece ci sono un po' più di problemi ad usufruire di questi 80 milioni di euro che sono stati stanziati con una legge nazionale che purtroppo presenta delle pecche e non pochi ostacoli per riuscire a dare un aiuto all'intero comparto, all'intero settore. Andremo a dare un aiuto a chi ha avuto una produzione lorda vendibile del 30% inferiore, calcolata sulla media degli ultimi 4 anni, ma questo non è un aiuto diretto a tutto il comparto che era già fortemente in crisi e con annate disastrose come quella dell'anno scorso rischia veramente la chiusura. Bene, grazie notari, noi proseguiamo dopo un po' di pubblicità con i frutti della terra.